Eccoci tornati in studio, io richiamo nuovamente in causa Angelo Stocchino, il consigliere regionale del PDL che partecipa al nostro dibattito. Ho sentito dal web, ci è arrivata una domanda sul perché le servitù militari in via di dismissione a Cagliari, le tante caserme che si stanno liberando a Cagliari, tardano a rientrare nella disponibilità delle amministrazioni e dunque della città per poter essere riutilizzate e rimesse in circolo. Ecco, c'è una commissione, mi pare, Stato-Regione, che dovrebbe lavorare in tal senso. Qual è la situazione anche da questo punto di vista e qual è la sua idea, non solo su Cagliari ma anche sul resto della Sardegna? Prima di rispondere a questa domanda faccio una diciamo, aggiunta a alla risposta che ti ho dato prima su cosa sta facendo il Consiglio regionale. Un'altra cosa importante che ho dimenticato prima, il Consiglio regionale ha approvato con legge, quella numero 12 del 7 novembre 2012, ha inserito in legge la possibilità di avere il registro tumori in tutta la Sardegna, cosa che non aveva. Quindi da 6 anni la Regione Sardegna cercava di fare questo, a novembre siamo riusciti a mettere questo importante tassello. Quindi credo che anche quello sia utile alla situazione che stiamo vivendo sia per Quirra sia per tutte le altre basi. Tornando alla domanda attuale, io la settimana scorsa ho sentito l'assessore Rasso, che è quello agli enti locali che poi si interfaccia col governo nazionale per quanto riguarda il patrimonio dello Stato, e diciamo che anche lì un po' di farraginosità di rapporti tra la Sardegna e lo Stato centrale l'abbiamo riscontrata proprio per il trasferimento di questi beni e di queste strutture, diciamo, che poi una volta acquisite da parte della Regione Sardegna possono essere trasferite ai comuni. L'abbiamo fatto con i beni regionali a prezzi abbastanza simbolici, perché diamo strutture al valore simbolico di €1. E cosa ne fa la Regione adesso di queste strutture? La Regione, faccio un esempio banale per quanto riguarda le strutture regionali, io che provengo da Arzana avevo una struttura come l'ex sanatorio, che è una struttura grossissima, di 3.000 metri quadri, non facendosene niente, avendola chiusa e in disuso, l'ha data al Comune di Arzana al valore simbolico di €1, che ne sta facendo una RSA. La stessa cosa potrà fare con i beni dello Stato che saranno messi a disposizione del Comune di Cagliari, che li utilizzerà per i beni, per diciamo, le finalità che il Comune stesso riterrà di doverli utilizzare. Chiamo dalla regia il contributo raccolto da Matteo Vercelli in giro per Cagliari per vedere qual è il sentimento invece fuori dall'Ogliastra, dalla provincia di Cagliari, cioè dalle popolazioni vicine al Stato di Quirra, qual è il sentimento dell'opinione pubblica relativamente alla questione dei servitù militari. Prego. A Cagliari ci sono troppe servitù militari, quindi caserme che potrebbero essere invece utilizzate in un altro modo. Ma non credo che il privato sia incentivato a comprare, perché se poi non le può trasformare per venderle come abitazioni, non credo che ci siano dei compratori. Si libererebbero degli immobili che possono essere destinati alle imprese e un po' accelerare quella che è la ripresa economica dopo questa crisi che ci sta un po' uccidendo tutti. Non servono a nulla, eccetera, eccetera, non abbiamo mai combinato niente, quindi cosa ne parliamo a fare? Mi dispiace perché noi abbiamo tante, io sono militare, quindi abbiamo tante di quelle caserme abbandonate che ne stanno cascando. Caserme che valgono l'ira di Dio, ma mettetele all'astro, dice ma sa, bisogna trovargli l'impiego per dopo. No, tu vendila già in quelle condizioni. L'impiego per dopo lo fa chi la compra, casomai. Mi pare che già lo siano, nel senso che piano piano stanno smobilitando, quindi prima o poi passeranno alla cittadinanza. Adesso non servono più tutte le caserme che c'erano prima, in quanto il servizio militare è cambiato, quindi non ci sono più i ragazzi di leva che occupavano tanti posti. Si potrebbero utilizzare come alberghi, come punti per far arrivare qualcuno a Cagliari e godere della città. Utilizzare per esempio asili, per questi che sono, diciamo, e non hanno dimora fissa. Ecco, ci sono un sacco di idee, avete sentito di complemento rispetto a quello che arrivano dall'Assemblea legislativa sarda. Senatore Scanu, l'altra domanda che arrivava da internet era: ma perché quando si parla di Quirra, di Teulada, di La Maddalena, di militari in Sardegna ci sono sempre tanti misteri? È un'interpretazione di quelle esagerate che lei ha definito, insomma? No, il mistero secondo me è un altro.
come abbia potuto la classe politica sarda dalla Costituente, quindi dall'ottenimento della cosiddetta specialità, fino ad oggi permettere che ci fosse una vessazione continua da parte dello Stato centrale nei confronti della Sardegna. È tutto qua. Io ritengo che fino a quando non sarà sciolto questo tipo di nodo, il rapporto cioè fra la regione sarda e il governo centrale, fino a quando non saranno declinate nella concretezza le prerogative che già ci sono, addirittura vado oltre, fino a quando la Sardegna non otterrà le pari opportunità, perché il problema è questo. Non solo noi non abbiamo niente come Sardegna che ci possa permettere di essere concretamente, nella sostanza, definita regione a statuto speciale, ma non abbiamo le pari opportunità neppure nei confronti delle altre regioni a statuto ordinario. Il mistero è questo. Quando dovesse essere risolto questo mistero in maniera fattuale, allora altri misteri, magari anche quello al quale lei allude, di sicuro più di me alludeva il nostro potrà sciogliersi. Dottor Ronnis, ha sentito prima la risposta che mi ha dato il sindaco di Perdas de Vogo relativamente al fatto che è un'immagine simbolica quella dell'agnello a due teste o quella delle altre cose così che mediaticamente hanno fatto più notizia relativamente alla sindrome di Quirra, ma c'è veramente tanto allarmismo o pur in assenza di uno screening definitivo possiamo dire che ci sono delle emergenze sanitarie dal punto di vista delle evidenze sanitarie? Da questo punto di vista io non vorrei dare l'impressione che fare un lavoro di questo tipo sia una passeggiata. Noi dobbiamo ricostruire quello che è successo in 55 anni in quei territori. E allora una delle osservazioni fatte, per esempio, rispetto allo studio epidemiologico in corso e non ancora completato, è: ma scusate, voi avete studiato gli anni dal 2003 al 2008, ma esiste la segnalazione di una punta e di un eccesso di problemi negli anni 2000-2001. È stato chiesto che vengano studiati gli ultimi 20 anni. Anche perché bisognerà vedere che tipo di esercitazioni ci sono state in quei 2 anni allora, lì, perché magari non sempre sono uguali, questi 50 armi diverse, munizioni diverse. Perfetto, studiare questi 50 anni, collocare morti e malati in una logica temporale, valutare il trend. È successo qualcosa in alcuni momenti particolari? In quel poligono sono successe cose che non si possono più ricostruire, che non si possono più stabilire. I metalli che sono andati a finire sul territorio, il lattorio e sul terreno, quelli si trovano, ma i campi elettromagnetici che hanno funzionato e a cui sono stati esposti gli operatori e le popolazioni per anni. Di uranio impoverito si muore? L'uranio impoverito ha una bassa tossicità per chi è esposto sul piano ambientale, ha una pericolosità per chi è nel raggio d'azione della penetrazione di un proiettile all'uranio. Qui abbiamo l'ultimo giuramento solenne, se posso usare impropriamente questa espressione, che l'esercito italiano non ha mai utilizzato uranio impoverito, non ha né armamenti né munizionamenti a questo proposito, è del Ministro della Difesa una settimana fa in Commissione Uranio. Non ci sono dati che possano documentare il contrario. Il problema è che le patologie e il deterioramento dell'ambiente in quel territorio non è uranio, sono fattori diversi. Le malattie nei militari, denunciate nei militari e nelle popolazioni, non è l'uranio, sono situazioni diverse. Sindaco Carta, lei la riconversione se la immagina come quella declinata prima da Fernando Codonesu, cioè centro di sperimentazione aerospaziale, tutte quante le altre cose, o avete un altro tipo di esigenza legata alla vocazione della vostra economia locale? Guardi, mi ha fatto la domanda a cui avrei voluto rispondere. Sembra che ci siamo quasi messi d'accordo, ma così non è. Assolutamente non è così. Facevo questa osservazione: come amministratore, come sindaco, io ho la necessità di capire che cosa succede domani nel mio territorio, quindi stiamo parlando comunque di 1000 buste paga, di 1000 occupati. Allora, noi... 1000 occupati nel poligono? Assolutamente sì, no, so Perdas e Villa Puzzi. Ecco, nel bacino? Nel bacino sono 1000 persone che tra l'altro vivono a Perdas, ma non solo, a Villa Puzzi, ma comunque in quasi tutti i paesi dell'Ogliastra c'è una certa ricaduta. Ma al di là di questo, stiamo parlando comunque di una grande dimensione di occupazione. Quello che voglio sottolineare è che non posso pensare di buttare il bambino con l'acqua sporca. Cioè, ci stiamo parlando comunque di
1000 buste paga e devo comunque cercare di salvaguardare queste 1000 buste paga. Allora il ragionamento che facciamo è questo: dobbiamo guardare in prospettiva, quindi guardare lontano, pensare a una riqualificazione del poligono, però quello che ci siamo sempre detti è che questa riqualificazione del poligono significa sostanzialmente che il poligono deve esistere e che intorno al poligono si possono sviluppare delle attività duali ed eventualmente anche delle attività che sono complementari rispetto a quello che è l'utilizzo militare, il famoso dual use di cui si parla. Detto questo, quindi la riqualificazione sarà una cosa piuttosto lunga, io credo che sia, come diceva qualcuno, inutile fare... Ci vorranno 4 o 5 sindaci prima che si finisca. Penso di sì, cioè, immagino che io non vedrò Se rimangono solo 6 mesi. Sì, se rimangono... Vabbè, il problema è avere questo. No, non dico sulla bonifica, la riqualificazione, sulla riconversione. La riqualificazione sarà un percorso veramente molto lungo, quindi anche l'uso duale del poligono che si potrà eventualmente fare sarà una cosa di venire. E voglio citare proprio il ministro Barca, che ha parlato da poco in Commissione Uranio Impoverito, relativamente proprio, quindi come Ministro della Coesione territoriale, relativamente a quali sono le risorse che si possono eventualmente intercettare. Lui ha parlato di fondi europei 2014-2020, quindi stiamo parlando di progetti futuribili, ma nel concreto in questo momento lui ha dovuto dire candidamente che non ci sono soldi. Allora noi diciamo ripartiamo con le attività del poligono, ovviamente in un contesto dove c'è un'attenzione per l'ambiente, quindi un monitoraggio ambientale continuo e successivamente in parallelo pensiamo anche a tutte le attività che possono nascere intorno a questo poligono. Sono fuori quei tempi della pubblicità, do la parola a proseguire questo dibattito. Ma perché il bicchiere va visto mezzo vuoto e non mezzo pieno? Cosa vuol dire i soldi non ci sono? Il ministro Barca verrà in Sardegna il 12 gennaio, è una notizia che ho il piacere di darle e di dare ai sardi che ci seguono, per dire di essere assolutamente pronto per procedere insieme al Ministero della Difesa, dello sviluppo economico, della salute e dell'ambiente, per predisporre un piano che si svilupperà in almeno 7 anni, che sarà regolarmente finanziato. L'unico problema è che il ministro Barca sta per andare via, speriamo che chi arriva dopo di lui gli dia la possibilità questo è vero, ma la programmazione, ottima domanda potrei dire, ma la programmazione viene fatta da questo governo. E se la trova il prossimo. Da questo governo. Sono abbastanza fuori con la pubblicità, verrò sicuramente rimproverato dalla regia, adesso vi do la linea, cerchiamo di recuperare nell'ultimo blocco.